Perfetto, siamo live. Allora, ciao Matte, Madonna, manco il tempo mi hai dato. Subito proprio. Allora, mettiamo sto coso qui. La storia su Insta. Storia, storia, storia. Ok. Allora, fammi aprire qua YouTube. Così leggo i commenti, i vostri commenti. Allora, ce la farò? Dai che ce la posso fare. Giuro ragazzi che vi leggo, eh. Fatemi un attimo mettere qua perché sennò lì non ce la faccio. Ok. Vabbè, Matte l'ho salutato. Ciao Ale, ciao Lorenzo, ciao Manuel, ciao Max. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Come state? Tutto bene? Spero tutto bene. Oggi affronteremo tanti temi, calciomercato sicuramente, parleremo anche di un po' di critiche che ho letto nei miei riguardi, parleremo un po' di tutto. Ciao Ale, ciao Lorenzo, ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Allora, per quanto riguarda Nandez, io ragazzi aspetto, perché per adesso circolano soltanto voci, cioè per me quelle sono voci. Vi posso dire che se è veramente così, il Cagliari ci sta rimettendo tantissimo, perché non, non vale, non vale, cioè non è un'offerta che secondo me il Cagliari possa accettare, però non sono io il dirigente, quindi vediamo. Però se quelli sono i termini dell'offerta per Nandez, io rispedirei molto volentieri l'offerta al mittente. Comunque, tralasciando l'argomento Nandez, che ripeto, secondo me per il momento sono ancora voci, non c'è nulla di certo. La cosa più importante che mi avete risposto in pochi è: voi state bene? Perché questa è la risposta, cioè la cosa che conta. State bene? Mo' arriva l'estate, venerdì comincia l'europeo. Vi state rilassando dopo tutto questo campionato così, Madonna mia, che ti faceva incazzare ogni partita? Adesso vi state un po' rilassando? Ciao Robert, io vorrei solo cash se fosse possibile, oppure almeno 20 milioni più qualche contropartita come Di Marco e Vesino. Io, cioè, Hernandez paghi 36 milioni, senza mettersi troppo a contropartite, cazzi e mazzi. Hernandez mi paghi 36 milioni. Ciao Antonio, non so se ti ho salutato prima, però ciao Antonio. Ti piace Vesino? Ti piace Vesino? Nì. Secondo me va via Nandez? Potrebbe, cioè le possibilità ci sono perché stiamo parlando di Nathan Nandez, però stiamo a vedere, cioè, per il momento sono voci, non diamo nulla per fatto. Io bene, ma non mi... La scuola mi ha distrutto in DAD e a lui avrò due materie, az.
Vabbè, dai, cerca di recuperare mo. Cerca di recuperare, Ale. Ragazzi, io non so quanti di voi l'abbiano visto. Ciao, il mignotto, tutto bene, tu? Non so quanti di voi hanno visto gli ultimi due video che sono usciti sul canale, quello del pagellone e del mercato che farei. Vorrei sapere voi cosa ne pensate, proprio nella maniera più schietta e sincera possibile, eh. Che poi mi faccio la preghiera proprio come te, io cucino però. Io cucina la odiavo, cioè c'ho una cosa di amore e odio per cucina perché c'avevo un professore. Ciao Stefano, un bacione. C'avevo un professore ai superiori che amavo alla follia, di cucina, che però purtroppo è morto qualche anno fa, mentre stava andando in un'altra scuola in cui lavorava. È morto di incidente stradale il giorno in cui è nato il secondo figlio. Una cosa veramente bruttissima. E da lì, diciamo, ho rivalutato cucina, ma più che altro per il bene che volevo a questo professore, più che altro. In che senso cosa ne pensate? Cioè, se vi è piaciuto, se secondo voi ho detto qualche stronzata, eh, perché ho notato che molti, come immaginavo succedesse, sul pagellone si sono risentiti del voto di Pavoletti. eh, e c'è stato anche qualcuno che nel mercato che farei ha detto che il mio mercato era sostanzialmente una stronzata. Vorrei sapere se lo pensate anche voi, ma senza offesa, cioè non è che mi offendo, ci mancherebbe, o se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, fatemi sapere. Beh, di certo non è una storia a lieto fine, Ale, purtroppo. Regà, c'è state? No, ecco. Qual è la situazione intera uscita del Cagliari? Non sono aggiornato, ma nemmeno io, Stefano. Eh, nemmeno io. Ti posso dire che so che Nandez ha ricevuto un'offerta dall'Inter e l'offerta sostanzialmente sarebbe Nainggolan più Vesino e tre giovani. Quindi per queste cose, cioè per questa cifra, non ne vale la pena secondo me cedere Nandez. Perché ok che abbiamo Nainggolan, ci danno Nainggolan a titolo definitivo, ok ci danno Vesino che per carità è un buon titolare, però no, e tre giovani, no. Nandez non vale secondo me questa offerta. Se l'Inter vuole Nandez c'è una clausola, 36 milioni e paga quella. Poi altro non ti saprei dire, altro non ti saprei dire. Poi ho scritto la mia sotto i due video del Pagione, avevo già detto un paio di voti che non sono d'accordo, ma ci sta. Ah, ok, ok. Cioè, nella formazione futuribile del Cagliari hai messo un giocatore del Pisa, ma hai visto che ha 32 anni, un po' vecchiotto? Assolutamente sì, Mauro.
l'ho visto, ma io sono Marconi, Marconi è 2 anni che lo seguo e a me fa impazzire. A me piace veramente tanto. Non sono andato a guardare quella che era l'età, perché anche Simi non è più giovanissimo. Non è più giovanissimo. Però sono quei giocatori che, a prescindere dall'età, secondo me possono essere totalmente funzionali al Cagliari. Quindi io ce li spenderei volentieri quei soldi. Anto, se non l'hai visto, trovi sul mio canale il video del mercato che farei, in cui sostanzialmente faccio finta di essere un DS, che faccio finta di essere il DS del Cagliari e faccio il mercato. Una cosa abbastanza simpatica. Ciao estremamente, eternamente Inter, scusa. Stefano, anch'io spero che resti in Andez, ovviamente. Ciao Marti, tutto a posto te? Ciao Simone, un bacione. Sono interista, ma da piccolo a me piaceva il Cagliari, quindi lo simpatico. Lo simpatizzo. Grande Ese, mi viene da dire esternamente. Grazie e grande eternamente Inter, ma il Cagliari si deve tifare, non va simpatizzato. -2 agli europei. A proposito, ragazzi, so che purtroppo molti di voi non abitano qua a Roma, però io lo dico. Ciao Miguel, per chi fosse interessato, venerdì alle ore 20 saremo in un locale a Trastevere, come cazzo si chiamava? Baccanale, mi pare, non mi ricordo male, dovrebbe essere quello. Ci saremo io e tantissimi altri YouTuber, tra cui Gladiatore Giallo-Rosso, Ghiottone99, e altri, non me li ricordo tutti, Giovanni Stramacci, eccetera, eccetera, per guardare tutti insieme la partita dell'Italia. Chi è di passaggio a Roma non lo so, però se qualcuno è a Roma e vuole incontrarci, noi saremo lì venerdì dalle ore 8 per cenare e guardare insieme l'Italia. Per Nandez ci darebbero Nainggolan, Vesino, Agumè, Esposito e Pirola. Il gioco non vale la candela. Assolutamente. Ciao Andrea, se non ti ho salutato, ti saluto adesso. Un bacione. Che ne dici dello spagnolo del Lecce che il Cagliari sta seguendo? Un futuro fenomeno secondo me, però credo che il prezzo sia lievitato tantissimo. Quindi l'avrei messo volentieri nel mercato che farei, però secondo me il prezzo è aumentato parecchio. Penso che non vale la candela, padre Violi, ho detto prima, Marti. No, Nandez deve assolutamente rimanere a Cagliari. O meglio, deve rimanere a Cagliari fino a quando non arriva un'offerta decente. Perché, ripeto, Nandez ha una clausola di 36 milioni. Se tu non mi paghi questi 36 milioni, io Nandez non te lo do. Cioè, 36 milioni cash, punto. No con le contropartite, eccetera, eccetera. 36 milioni. Io sacrificherei Cragno, però se non arrivano offerte è difficile sacrificare un giocatore. Vediamo se arriva qualche offerta. Godin è un altro caso, perché Godin, da quello che so io, sia il Cagliari che lui vorrebbero rimanere. C'è di contro però che Godin percepisce un ingaggio abbastanza oneroso perché prende 3 milioni all'anno. Dall'altro canto, però, c'è stata la risoluzione consensuale con Di Francesco. Quindi il Cagliari, diciamo, ha alleggerito un po' il monte ingaggi con il fatto che Di Francesco e tutto il suo staff è stato esonerato. Io non so se questo permette al Cagliari di poter pagare ancora l'ingaggio a Godin, però staremo a vedere. Se c'è la possibilità di tenerlo, Godin, io me lo terrei, però non a quelle cifre. A 3 milioni all'anno tenersi Godin è assurdo, è veramente assurdo.
Godin è vicino al rinnovo fino al 2023 con 1,7 milioni di ingaggio. Ok, e già va meglio. Già va meglio. Infatti abbiamo già regalato Barella all'epoca. Esatto, cioè, mo regalato no, più o meno il prezzo era quello, dai. Tra l'altro, non so se l'Inter ci abbia ancora pagato il bonus scudetto che era presente nella clausola di Barella. Non ne ho idea. Ti piacerebbe Lobotka nel Napoli? No. No, sinceramente penso che dopo il Celta Vigo si sia parecchio perso come giocatore. Giulini vorrebbe dargli Cragno e Nandez, ma vorrebbe anche tenerli. I giocatori comunque non hanno espresso la volontà di andare via, stando anche alle parole di Giulini, e in più è difficile cederli ora. Se c'è la possibilità di cedere uno dei due, bisogna cedere Cragno, perché Nandez è difficile da rimpiazzare e per fare Nandez ne devi prendere più di uno, perché non mi viene in mente adesso un giocatore che possa fare le stesse cose che fa Nandez. Quindi a rigor di logica meglio puntare su Cragno, anche perché tu il portiere di rimpiazzo ce l'hai già in casa, che è Vicario, quindi vai tranquillissimo. Bonifazzi potrebbe essere un rinforzo per la difesa. Credo ci siano nomi più interessanti di Bonifazzi. Invece per Nainggolan c'è un accordo 2 milioni più 2 milioni più bonus triennale. Ci sta, dai. Io vorrei Vesino. Secondo me a centrocampo stiamo messi abbastanza bene. Vesino per fare posto a chi? Cioè, diventeremmo veramente troppo pieni di, tra virgolette, nomi grandi a centrocampo. Contini che ruolo fa? Contini è una prima punta. Ciao Albe! Regalato perché è stato pagato in terraria, non tutte in una botta. Lo so, però si fanno anche così. Si fanno anche così gli accordi. Staremo a vedere, ma secondo me non partono né Nandez né Cragno. Oddio, Nandez io spero che non parta. Cragno, non dico che me lo auguro, però secondo me è quello più sacrificabile tra i due. Ma per il semplice fatto che c'è il rimpiazzo. C'è il rimpiazzo subito. Questo abbraccio mortale con l'Inter stufa assai, che ne pensi? Ma non direi abbraccio mortale, per adesso è una chiacchiera, non credo ci sia nulla di fatto, non si sta ufficializzando nulla. Certo, è chiaro che sentire un rumor con l'Inter, vista il background del presidente, diventa un po' rimbombante, però stiamo parlando comunque di una squadra che finisce questo campionato come campione d'Italia, che ha bisogno di rinforzarsi senza spendere troppo, quindi me l'aspetto un qualcosa di simile. Ce lo vedi al posto di Cherry? Continui al posto di Cherry? Lo vorrei tantissimo. Lo vorrei tantissimo, continui al posto di Cherry. L'Inter sta approfittando del punto debole del Cagliari in questa trattativa, cioè Nainggolan. Sì, sì, punto debole, però fino a un certo punto. Non possiamo essere troppo ninja dipendenti. Cragno e Simeone possono partire. Simeone prima parte meglio è. Hai sentito le voci di Donali al Cagliari? Sì, ho sentito le voci di Donali al Cagliari, ma le prendo con le pinze, perché bisognerà vedere come andrà a finire tra Milan e Brescia. Anche perché io mi ricordavo che il Milan avesse l'obbligo di riscatto su Tonali, però a quanto pare è un diritto, perché stanno trattando Brescia e Milan sulla cifra da pagare. E sentire Cellino trattare fa un po' ridere. Però vabbè, vedremo. A centrocampo siamo messi abbastanza bene, quindi non so quanto Tonali
possa sicuramente migliorerà il reparto di centrocampo, però dopo diventerebbero troppi. A meno che non parte Nandez. Dobbiamo rinforzare gli esterni assolutamente, assolutamente. Rivas per il centrocampo a me piace assai. Che dici? Non l'ho visto abbastanza Rivas da poter dire qualcosa. Ciao Roberto, io ho sentito che si sono già accordati. Non so se ti riferisci a Nandez o a Tonali, Miguel. Celino ho sentito dire che vuole smettere col calcio. Mi pare strano che all'improvviso si sveglia Cellino e vuole smettere col calcio. Dopo il Cagliari, il Leeds, il Brescia, mo vuole smettere col calcio. Mi pare strano. Ligogiannis e Tripaldelli partono. Il Cagliari ha richiesto Di Marco e Parisi. Parisi è difficile, l'Empoli non vuole Cetroli e invece Di Marco vogliono 12 milioni. Ma 12 milioni per Di Marco può rimanere tranquillamente all'Inter. 12 milioni può rimanere all'Inter Di Marco. Parisi lo prenderei subito. Mi dispiace per Tripaldelli. Un po' mi dispiace per Tripaldelli perché secondo me se messo in condizioni poteva fare bene. Se messo in condizioni poteva fare molto bene. Possibile che Pereiro non si riesca ad inserire un impianto stabile da titolare, forse è un poco lento. Non credo che sia lento, forse ha avuto problemi di inserimento a livello di gioco col calcio italiano. Poi c'è stato anche il Covid di mezzo che ha rallentato quella che era la sua esplosione sostanzialmente perché stava esplodendo. E- Però vedremo se l'anno prossimo riuscirà ad affermarsi. Il problema è che dove lo metti, perché lui è un trequartista barra ala esterno, però più ala che esterno. Se tu giochi col 3-4-1-2, dove lo vai a mettere? Come trequartista? Al posto di Nainggolan? Cioè, capito che anche lì il concatenarsi delle cose diventa difficile, anche perché poi Pereiro non è che guadagna poco, prende quasi 2 milioni all'anno e paga 2 milioni all'anno uno che non è che fa tanto, perché purtroppo non fa tanto, diventa pesante, diventa parecchio pesante. Mi riferisco a Tonali. Probabile che c'è un accordo, però ripeto, se arriva Tonali deve necessariamente partire qualcuno, perché dopo diventano troppi grossi nomi a centrocampo. Pare che da Leeds sia arrivata l'offerta per Nandez da 36 milioni, lo so. Cioè, sapevo che c'era un interesse del Leeds. Sapevo che c'era un interesse del Leeds. Tripaldelli non copre in difesa. Ma se vai a vedere, Ligo Giannis non copre. Tripaldelli non copre, però almeno Tripaldelli è giovane. Io punterei su di lui per quello. Però sei stato cattivo col buon Samoa con i voti nel pagellone. Non credo di essere stato cattivo, Albe. Veramente, non... Cioè, dare anche uno, anche solo uno ad Asamoah sarebbe stato eccessivo. Sarebbe stato veramente eccessivo. Perché cosa ha fatto Asamoah per meritarsi anche solo un 1? Non ha fatto niente, non correva. Quando passava la palla la passava male. Non... No. Zero. Se Duncan. Asamoah 0. Asamoah 0. Stiamo parlando con la Fiorentina per Sottil. Se giochiamo col 3-4-1-2, Sottil deve tornare a Firenze, troverà ben poco spazio a Cagliari. Duncan non verrà riscattato, questo lo sapevamo, cosa è giusta. Farai anche la prediction dell'Europeo su YouTube? No, non farò la prediction. Ciao Miro, a noi manca un attaccante e un regista tipo Daniele Conti e la squadra è fatta. Mi hai detto poco, Giuseppe. Come si dice a Roma, mi hai detto codica.
Duncan tornerà al 100% a Firenze, non abbiamo intenzione di riscattarlo anche se ci ha dato una grossa mano nella seconda parte della stagione. Ma questo si sapeva. Sì, cioè, se vai a vedere, scusa Albe, che ha fatto a Samu anche solo per meritarsi un 1. Cioè, a Caligara 1 gliel'ho dato. Oh, Mauro, adesso ti leggo perché tra l'altro l'avevo detto anche prima, adesso ti spiego il motivo per cui ho dato quel voto. Ehm, Troppi tentativi promettenti, Ripaldelli, Zappa, Tramoni servono giovani veri, giovani forti veri come Carboni e Sottile, ma i giovani forti veri te li devi anche costruire, non è che escono così. Allora, Mauro, ti spiego il mio votaccio a Paoletti. Allora, ammetto tranquillamente di essere di parte su Paoletti, mai nascosto. Quindi, so per certo che la partita di ritorno con il Crotone l'abbiamo vinta soltanto grazie a lui perché ha fatto un gol e rimediato un rigore. C'è stato, oddio, c'è stato un utente che mi ha fatto notare che me l'ero totalmente scordato che Paoletti ha segnato un gol nella partita contro il Parma, una delle partite cruciali. Poi non mi ricordo in quale altra partita abbia segnato, forse contro lo Spezia. E poi il secondo gol nella partita col Benevento. Ok, ha fatto questi gol nelle, nelle ultime partite ha giocato molto più spesso, però io faccio questo ragionamento, come l'ho fatto con Nandez, come l'ho fatto con qualsiasi altro giocatore, l'ho fatto anche con Pavoletti. Se io mischio il Pavoletti che ho visto all'inizio con il Pavoletti che ho visto alla fine, io non posso ottenere neanche lontanamente la sufficienza, perché anche nelle ultime partite in cui giocava bene, era nervoso, sbagliava gli stop, sbagliava gli appoggi, non riesce nemmeno più a fare le sponde. E io dargli un voto positivo per soli 4 gol, non me la sento, non me la sento di dargli una sufficienza. Poi volete dire che sono di parte, sono io il primo a dirlo, sono io il primo a saperlo, ma il mio 4 non è perché sono di parte, ma è perché io la stagione di Pavoletti la vedo in quel modo. Poi è chiaro che il voto è assolutamente sindacabile, però se mi sento dire che la stagione di Pavoletti è sufficiente, io rimango un po' con la bocca un po'. Perché secondo me non lo è. Una stagione sufficiente è stata quella di Cherry. Tu da Pavoletti ti aspetti determinate cose e quelle determinate cose costantemente non arrivano. Senza contare, sì, poi vabbè, i due crociati rotti, ma in quel caso, scusate il francesismo, ma sei un coglione. Però vabbè, se ti rompi il crociato così. Allora, Duncan mi piacerebbe rimanesse, è molto dinamico anche se un po' da disciplinare. Secondo me Duncan va bene che non sia... cioè che torni alla Fiorentina. Non credo, Miguel, eh? Non credo perché tu hai detto Messi e Ronaldo. Però io ho sentito anche di un certo De Bruyne. Quindi diciamo le cose come vanno dette. Condifra ha giocato pochissimo e la squadra lo serviva molto male. Senza ombra di dubbio, Mario, senza ombra di dubbio. Ma ripeto, stiamo parlando di un giocatore che se tu gli togli i colpi di testa è totalmente inutile, perché se tu lo metti in campo e non lo fai giocare di testa, tu hai sostanzialmente un peso morto. Mm, non è da sufficienza, secondo me, la stagione di Paoletti. Poi se ne può parlare, ovviamente, però per quello che è il mio giudizio, anche se sono di parte, dare la sufficienza a Paoletti solo per quei 4 gol è troppo, è troppo.
Perché a questo punto diamo 12 a Nandez, perché l'ultima parte di campionato è stato strabiliante. Diamo la sufficienza a Simeone, perché i primi gol all'inizio del campionato li ha fatti lui. Diamo 42 a Joao Pedro, perché ha segnato soltanto lui. Non è così. Bisogna fare un miscuglio e bisogna andare a vedere anche solo, cioè, bisogna vedere anche quello che c'è dietro ai numeri. Pavoletti, le ultime partite, in alcune, specialmente quella col Crotone, è stato fondamentale, sì, ma non ha fatto solo quelle partite e non ha fatto solo quei gol. Quando ha giocato, difficilmente ha giocato bene. Poi le ultime partite a me mi viene in mente quella con la Samp, ce l'ho proprio impressa qui, in cui rischiavamo, tralasciando il fatto del pareggio di Nainggolan all'ultimo secondo, rischiavamo di giocare in 10 perché molte volte è stato vicino all'espulsione. Per carità, vuol dire che sentiva la causa rosso-blu, vuol dire che lottava per la salvezza e tutto quanto, ma non è così che si va avanti. Paoletti anche a me non piace, non è un giocatore completo, esatto. Restare a Cagliari non ne so niente, Simeone. Meglio così. Se la stagione di Pavoletti è stata insufficiente è perché voglio ricordarti che Di Francesco non lo faceva proprio giocare. Ma non significa quello, Daniele, perché un giocatore può rimanere insufficiente anche quando gioca. Cioè, quello che sto dicendo io è che anche a discapito delle ultime partite, io non ho visto un giocatore che meritasse la sufficienza. Perché tolti quei 4 gol, ma venitemi a di quando Pavoletti in mezzo al campo è riuscito a fare una sponda di testa nelle ultime partite. Le sbagliava tutte. Le sbagliava tutte. Tutte. Senza Pavoletti, se avesse giocato Cerri avremmo visto altre partite. La sua stagione ha garantito la magica zona Cesarini e Cerri last minute. Se non fosse stato titolare sarebbe andato meglio. Abbiamo la controprova? No, no, non abbiamo la controprova ovviamente. Ma infatti dire se avesse giocato Tizio, se avesse giocato Caio ha ben poco senso. Io non sto mettendo a paragone dicendo che se ci fosse stato Ceri al posto di Paoletti avremmo fatto meglio o peggio. Io sto dicendo che giudicando in totale la stagione di Pavoletti, secondo me rimane comunque insufficiente. Ma anche a me dispiace tantissimo per Paoletti perché a livello umano penso sia una persona squisita, simpaticissima, lo si vede anche dai post su Instagram, dalle storie, però no, NCS non ci siamo. Melegoni al posto di Deiola. Melegoni, oddio, Melegoni, quale squadra di B? Il discorso su Pavoletti è giusto, però in area è una punta che la palla la mette dentro anche all'ultimo secondo. Sì, ma solo in un modo, cioè è quello il fatto, capito Giuseppe? È limitante Pavoletti, è molto limitante. Pavoletti oltre i 4 gol ha fatto anche 4 assist. Ok, 4 gol e 4 assist, ma secondo me le prestazioni, includendo anche questi 4 gol e 4 assist, sono tutto tranne che meritevoli di una sufficienza. Perché anche contando questi, secondo me ha giocato la maggior parte delle volte male. Poi ripeto, il giudizio è soggettivo, quindi molto probabilmente io non farò cambiare idea a voi, voi non farete cambiare idea a me, però è così, per me, perlomeno per me. Parisi mi piace tantissimo, lo seguo da Avellino, che percentuale potremmo avere per prenderlo?
In che senso? Quest'anno fanno una squadra competitiva per la A. Speriamo. A me Cherry non gli piace, non vale quei 10 milioni che ha pagato il Cagliari alla Juventus. Ma tanto non glieli possiamo più ridare, cioè, quindi ormai tocca tenercelo. Aspettarsi di più è comprensibile, ma comunque non ci stavano alternative. Simeone e Cherry sono nettamente meno decisivi di Pavoletti. Ma Cherry, paradossalmente, penso che a livello di statistica sia decisivo quanto Pavoletti, se non di più. Poi ti posso dire che l'ultima parte di campionato, nonostante quel Pavoletti, io vedevo Cherry molto più in palla, perché faceva le cose che doveva fare Pavoletti e le faceva meglio. Però ripeto, giudizio mio. Sta piovendo anche da te? No, perché qui c'è un sole che spacca il culo ai passeri. Lo sai che anch'io ho strizzato l'occhio su Marconi del Pisa per l'anno prossimo? È tanta roba, tanta roba. Hai letto di Nandez? Sì, ho letto. Io rimango della mia idea che serve un bomber come Simi. Esattamente, perché Simi e Marconi che io ho messo nel mercato che farei, cosa ti offrono? Ti offrono la possibilità di renderti pericoloso in area in mille modi, che è quello che dovrebbe fare un attaccante. Gioco aereo e gioco coi piedi. È questo che io chiedo a una prima punta. Ecco perché punterei su loro due. Su Simi e su Marconi, perché hanno velocità, sanno dribblare, sanno tirare, sanno colpire di testa. Sono completi, ti offrono mille scenari offensivi con cui rendersi pericolosi. Paoletti è limitante perché se tu a Paoletti non gli grossi il pallone, Paoletti in avanti ti diventa un peso. Per carità, fa tutto il gioco sporco del mondo, non lo metto in dubbio, ma a livello di conclusione diventa pesante. Perché se tu non gli grossi la palla sulla testa, Paoletti, Nisba, assente. Manuel, però non mi ricordo dove è andato in prestito Melegoni. Simi e Joao sarebbe un attaccante. Poi se c'è Raja con la preparazione siamo a cavallo, esatto. Qui a Settimo San Pietro piove a dirotto. Non ho idea di dove sia Settimo San Pietro. L'impegno non gli manca a Pavo. Ma sicuramente non ho mai detto che Pavo non ha giocato impegnandosi. Quello non glielo posso togliere. Pavoletti non è limitante perché si completa con Joao. Non è un punto di vista sbagliato il tuo, però col solo Pavoletti, perché Joao non dovrebbe fare quello che sa fare, parliamoci chiaro, perché Joao non dovrebbe essere il bomber, è quello il fatto, lo è diventato, ma non è quello il suo compito. Per quello io non calcolo che si debba completare con Joao. Non è sbagliato il tuo discorso, concettualmente, però non è così che dovrebbe andare, è quello. Ci serve un attaccante che sia decisivo davanti alla porta, che sia forte di testa e di piedi, con freddezza e furbizia davanti al portiere. Vabbè, quello è l'attaccante perfetto. Che possibilità abbiamo di prendere Parisi? Io spero che ci sia un'alta possibilità di prenderlo, perché secondo me merita tantissimo. Su Pavo non siamo d'accordo. Mauro, lo so, ma io sono in disaccordo praticamente con tutti su Pavoletti. Ormai ci ho fatto il callo, ormai è così. Io non fa- l'ho detto prima, io non farò cambiare idea a voi e voi non la farete cambiare a me. Cercasi Mancino, Parisi e Di Marco in poll. Io spero molto di più su Parisi che su Di Marco, anche se Di Marco ha già esperienza in Serie A.
Prenderemo Bonifazzi. A me Bonifazzi, poi che c'entra Bonifazzi? Stiamo a parlare dei centrali. Cioè, stavamo a parlare dei terzini sinistri. Bonifazzi è centrale. Sei grande uguale. Grazie, Mauro. L'importante è sempre non sfociare poi nelle cose che uno ci si incazza, perché tanto sempre a pallone stiamo a pallare, quindi scannarsi per queste cose ha poco senso. Se devo prendere Bonifazzi per fargli fare l'esterno, a sto punto mi tengo Lico Giannis. L'attaccante perfetto Ciro Immobile, dovremmo cercare un suo simile. Eh. Ma hai detto Codica. Ma hai detto Codica. A livello di caratteristiche, sempre guardando in casa Lazio, Caicedo potrebbe essere una buona prima punta. Poi, se vai a vedere, a me non piace, penso che sia uno dei giocatori più sopravvalutati che esistano. Però anche Belotti, volendo, potrebbe fare bene, se messo in condizioni. Però, ripeto, secondo me è uno dei giocatori più sopravvalutati che esistano. Paoletti con l'arrivo di Semplici ha dato la svolta per la salvezza, poi gli attaccanti compleri ce li hanno solo le grandi squadre. Ma non è detto, Giovanni, non è assolutamente detto. Il mio sogno rimane Semi. Speriamo non sia solo un sogno. Ciao Luca, onestamente in Serie A non vedo terzini attaccanti appetibili nelle disponibilità del Cagliari. Ci sono. Dipende però sempre Luca da che idea hai del Cagliari dell'anno prossimo. Cioè nel senso, secondo te quale dovrebbe essere l'obiettivo del Cagliari l'anno prossimo? Chi è sopravvalutato? Secondo me è sopravvalutato Belotti. Secondo me è molto sopravvalutato Belotti. Ma perché tutti prendono in giro Murici della Lazio? Perché è un pippone allucinante. È una pippa al sugo. Attenzione ai giovani, Contini sarà una sorpresa. Speriamo che si punti sui giovani. Speriamo che si punti sui giovani. Bonifazzi, anche no. Rodriguez chi? Riccardo? Non ha giocato praticamente niente col Torino quest'anno. Junior Messias andrà al Torino. Dragusin, che se non mi sbaglio è sempre l'altro ragazzo del Crotone, probabilmente retrocederà con loro. L'Inter per Di Marco avrebbe chiesto Nandez, si attacca al cazzo. Se è vero è sopravvalutatissimo, Belotti quest'anno non era nemmeno la nazionale, ma ovviamente. Cioè a me non mi è mai piaciuto. Dragusin quest'anno non era in prestito al Crotone, scusa, eh. Io sono innamorato di Boccia, Capitan Boccia. Ah, Pablo Rodriguez, ok. Molto inflazionato. Rispetto alle prospettive di ridimensionamento, non posso pensare ad un Cagliari che punti più a della permanenza in A. In effetti, in effetti. Però se puntiamo a quello come obiettivo, secondo me i giocatori ci sono. Ci sono tranquillamente. Ricordati che noi con molto meno rischiavamo anche di andare in Europa. Parlo del 2008-2009 con Allegri. Quindi. Calabresi rimane a Cagliari, magari Roberto, purtroppo non rimane. Dragutin della Juve, centrale, ok. Non avevo così tanta paura di sto calciomercato dai tempi dell'estate 2013-2014. L'anno in cui io
da solo avevo predetto la retrocessione, avevo detto se arrivava Zeman retrocedevamo, infatti. A me non è che mette troppa paura, Marco, sto calciomercato, però vorrei cominciare a vedere che gettano le basi per un progetto, come Cristo comanda. E non sciacquasse tanto la bocca con sta parola, progetto, progetto, e poi di concreto non c'è nulla. Notizie all'ultimo minuto, agente di Marin in sede al Milan, ma non credo che Marin, cioè che l'agente di Marin abbia solo Marin come cliente, quindi magari sta andando a trattare qualche altro colpo. L'Inter non c'ha i soldi nemmeno per farsi fare... Ah, ecco, che garbo. Vabbè, cercano di farlo con gli scambi, Albe, alla fine è giusto. Però, come ha detto Giuseppe, Nandez è una pedina incedibile. Ma di Rincon, secondo te, potrebbe tornare utile al Torino sempre in campo? Segna e fa assist, che dici? Rincon, secondo me, come mediano regista, mm, non sarebbe male Rincon, cioè non mi dispiacerebbe come nome. Ah, vedi, Pettatarusanu. No, ma che poi le agenti non è che c'hanno un giocatore solo, ce n'hanno, cioè, gli agenti hanno miliardi di giocatori. Nandez all'Inter, dai, a parte dai di che? E poi non ci guadagneremmo nulla perché ci darebbero soltanto contropartite. Io ripeto, se l'Inter vuole Nandez deve pagare 36 milioni. Punto. Non sappiamo cosa sperare in sto mercato, tanto sai che non puoi spendere chissà quanti soldi. È un mercato strano. Fammi un nome di un attaccante che tu vedresti nel Cagliari di Semplici, grazie caro. Li ho fatti nel video, Simi e Marconi. Sono due giocatori che vedrei molto molto bene nel Cagliari di Semplici. Tra l'altro vedrei molto bene anche Despotov come ricambio di João Pedro, però da quello che so, ahimè, Despotov è destinato a partire. Secondo te in nazionale, anche se sei nel giro della nazionale, ma non te lo meriti, per me non devi essere convocato, tipo Sirigu, Belotti, Emerson e altri. Già. Sirigu penso che questo sia l'anno che meno si, si meriti la nazionale. Belotti idem. Chi prenderesti come terzino destro da affiancare a Zappa? Pinna che rientra dal prestito. Non andrei a prendere altro. Cherry Bisa, ostacolo ingaggio elevato, si lavora al prestito. Da quello che so io, Cherry è stato richiesto dal Venezia. Dante, tocca vedere se la Salernitana verrà promossa, perché c'è ancora da snodare la questione Lotito. Io monetizzerei solo con le cessioni di Grani e Simeone, da lì getterei le basi. Esattamente, Luca, esattamente. Fai una cessione grande, quella di Gragno, una cessione molto meno grande che quella di Simeone, ti fai il gruzzoletto, sfoltisci la rosa, levi le mele marce e la ringiovanisci. E lì incominci a creare un progetto serio. Non giochiamo più con i terzini, ma bensì con gli esterni. Sì, con gli esterni che devono fare la doppia fase.
Comunque io vorrei Matteo Ricci come regista. Possibile non ci interessa. Grande stagione del Giro della Nazionale, se non erro, parametro zero. Matteo, centrocampista, quindi quello dello Spezia. Ciao Ale, buon pomeriggio. Ma davvero torna Faragò? Assolutamente sì, purtroppo. Io mi sarei volentieri tenuto Calabresi. D'accordissimo su voi per Cragno e Simeone. Nandez no, soprattutto se andrà via per delle contropartite e quindi senza soldi da reinvestire. Esattamente. Su Sottile Capozucca ha dichiarato: Sottile per quanto per quanto riguarda Sottile stiamo capendo il da farsi. Stiamo parlando con la Fiorentina, magari rimane a Cagliari anche per la Fiorentina interessa Lico. Se questo è il modulo con cui giocherà Semplici, quindi il 3-4-1-2, Sottil è assolutamente inutile. Totalmente inutile. Se il Cagliari non gioca con le ali, Sottil è inutile. Quindi a livello attuale, Sottil, nonostante io lo ami alla follia, sarebbe meglio non riscattarlo. Secondo te Tonali ha le possibilità di venire al Cagliari? Le possibilità ci sono a prescindere, quindi sì, però bisognerà vedere. Cosa pensi di Capozucca? Penso che è un grande, è un grande. Faragò terzino subito, ma anche no. Posso dire che Cesare Hernandez sarebbe fare un grosso passo indietro? Che non lo puoi dire? Assolutamente, assolutamente. Ricci dello Spezia, non è male. Ma non è il 3-4-1-2. Io ho sentito 3-4-1-2, non 3-4-2-1. Ma perché non vogliono riscattare i calabresi? Non ne ho idea. Non ne ho idea. Per me Sottile è talmente forte che può giocare dovunque. Però per sfruttare al meglio le caratteristiche, secondo me lo dovresti far giocare come ala. E se tornasse un as non torna. Sottile potrebbe fare la seconda punta. Lo fa benissimo in Under 21. Quindi togli Joao Pedro. Sottile ti può far variare il modulo in corso gara, sì, quello sì, però mi dispiacerebbe non puntarci come titolare su Sottile, anche se farlo entrare a partita in corso è tanta roba. 3-4-2-1. Nel 3-4-2-1, se questo è, regà, scusate, mi sta venendo il dubbio, con quale cazzo di modulo dovremmo giocare l'anno prossimo? Cioè 3-4-1-2 o 3-4-2-1? Perché io non ci sto a capire più niente. Io avevo sentito 3-4-1-2. Chiedo a voi perché intanto fammi leggere un po' dei commenti. Sui prezzi di quest'anno è più che giusto rispedirli tutti al mittente. Ecco quelli tutto sommato non negativi. Non gliel'ho fatta. Non negativi come Duncan e Sottil. Ci sta come ragionamento. Ciao Bazuzu. Ah, 3-4-2-1. Allora se è 3-4-2-1, già Sottil sarebbe molto più logico. Già Sottil sarebbe molto molto più logico.
Ciao Dan, a me non manca Barella comunque. A me Barella non manca per niente. Sì, infatti, Neil, ho immaginato che se questo è il modulo dietro alla punta, no, aspetta, Joao come punta, no. Eventualmente Joao e Nainggolan dietro alla punta, oppure Nainggolan e Pereiro, oppure Joao e Pereiro. Non credo che sempre ci voglia giocare con un modulo fisso. Probabile anche quello. Io prima da tutti citerei Simeoni. Covid o non Covid ci faresti comunque un gruzzoletto su cui non bisogna sputarci. A molto meno potremmo prendere un rimpiazzo molto migliore di lui. Assolutamente. Tipo Marconi del Pisa. Che sì, ma a me piace molto, però non so se interessa al Cagliari. Dopo la salvezza col presidente e il DS abbiamo chiarito tante cose, parlato anche degli errori commessi per evitare che vengano ripetuti. Presidente e direttori sono ambiziosi. Partiremo dal 3-4-2-1. Quindi 3-4-2-1. L'albero di Natale inverso. 3-4-2-1. Sottil potrebbe rientrare nel piano con questo modulo. L'anno prossimo esplode l'Uvumbo. Come punta ci vorrebbe un Contini. Sarebbe bello. Io Barella lo amo anche se è andato in quella brutta squadra. Io Barella lo amavo da quando ha impuntato i piedi tipo bambino per andare via, mi è crollato definitivamente. Il primo acquisto del Cagliari 2020-2021 è il ritorno del gladiatore Rog, assolutamente. Io Farias lo terrei, tanto ci danno poco, ma c'è l'obbligo di riscatto tecnicamente, non ce lo dovrebbero ridare. Lisandro è tanta roba. Lisandro è tanta roba. Sempre ci farà bene, ne sono sicuro. Poi diventerà il mister dei desideri per le squadre di valore. Vedremo, vedremo. Sì, Rog lo avevamo già riscattato, però sarà il top acquisto perché tornerà dall'infortunio. Ah, prestito con diritto. Che palle. E Farias torna a casa. Porco Giuda. Niente, non ci libereremo mai di Farias. Un Mag Farias. Farias come Taccar. Scusate, ho bisogno di abbeverarmi. Sto anche discretamente sudando, si vede dalla pezzatura sotto l'ascella. Anche a me Farias piace, però il fatto è che a Farias non piace più il Cagliari, è quello il problema. Ragazzi, io pure lo terrei come riserva Farias, però è lui che non vuole rimanere, è quello il fatto. Lui a Cagliari non ci vuole più stare.
Probabilmente Ale, probabilmente hai ragione perché ho visto un'azione, una delle ultime partite, era Samp Spezia, in cui Farias si è cagato un gol di dimensioni disumane. Disumane. Barella andrà al Bayern. Buon per lui. Allora si svincoli e se ne esca fuori dalle palle. Messias andrà al Torino, Manuel. Non solo duale, specialmente Faragò. Specialmente Faragò. Io continuerei molto, cioè andrei avanti con Calabresi. Secondo me è veramente tanta roba. Comunque, ragazzi, siamo arrivati all'ora di live. Abbiamo raggiunto un'ora. Io vi ringrazio. Vi ricordo che, come dice il coso qua in basso, trovate tutti i link in descrizione. Per chi fosse interessato, domani sera live su Twitch dalle 22 fino a non si sa quando su FIFA. E vi ricordo, per chi si trova a Roma, chi fosse interessato, chi si trova a bazzicare per Roma, venerdì alle ore 20 saremo al locale Baccanale a Trastevere per vederci tutti insieme la partita dell'Italia, la partita di esordio dell'Italia agli europei contro la Turchia. Oltre a me ci sarà Ghiottone 99, Gladiatore Giallorosso, Giovanni Stramacci e altri. Quindi per chi fosse interessato può contattare direttamente Ghiottone. Io vi mando un bacio e noi ragazzi ci vediamo alla prossima.